Oggi riprendiamo i nostri viaggi in bicicletta. Andiamo a visitare due piccole chicche dell'Alto Polesine, la città di Lendinara e la città di Badia Polesine. Si parte! Siamo arrivati a Lendinara e ci soffermiamo davanti alla Basilica della Madonna del Pilastrello, famosa per la presenza di una reliquia della Madonna Nera. Prendiamo via del Santuario per arrivare davanti al Duomo di Santa Sofia, dove c'è una peculiarità, dove si trova il secondo campanile più alto del Veneto. Da lì partiamo verso la piazza, passeremo davanti alla Torre dell'Orologio, alla piazza del Comune, per poi andare verso il Museo del Risorgimento. Siamo arrivati davanti a Palazzo Boldrini, sede della biblioteca e del Museo del Risorgimento inaugurato poco tempo fa, una chicca proprio della città di Lendinara. Facciamo una passeggiata lungo la Digetta. Finito il piccolo giretto per Lendinara, ci trasferiamo a Badia Polesine, seguendo la Digetto, il fiume che collega le due cittadine. Passeremo per la località Ramo di Palo e poi arriveremo a Badia Polesine. Siamo arrivati a Badia Polesine e subito dove? Siamo all'interno del chiostro dell'abbazia della Vangadissa. Come vedete, stupendo manufatto donato dal Duca di Mantova, proprio costruito dal Duca di Mantova. Adesso usciamo, andiamo verso il centro proprio della cittadina di Badia Polesine e passeremo davanti al Duomo, al teatro e poi dove ci porta la bicicletta.